Anche questa settimana l'onorevole Gianluca Forcolin ci espone le novità dal Parlamento. L'abbiamo incontrato per voi. Onorevole Forcolin, parliamo di politica nazionale. È stato istituito un nuovo governo. Quali sono le prospettive per il Paese e qual è la posizione della Lega Nord? Ma è indubbio, ormai è conosciuta la posizione della Lega rispetto a questo nuovo esecutivo che si è insediato la settimana scorsa, per cui di nuova nomina. E noi non siamo contrari di preconcetto a questo governo, ma siamo contrari all'istituzione di un governo che poi debba servire solo all'Europa per far quadrare i conti e per cui diventi un esecutivo meramente tecnico e numerico, per cui vada a toccare soprattutto gli interessi di una fascia del Paese, il Nord, che è già stanco di pagare attraverso appunto l'imposizione fiscale diretta e indiretta, e con questo nuovo governo, ahimè, verrà toccato ancora nelle proprie tasche con l'introduzione dell'ICI prima casa, con la patrimoniale, con l'adeguamento delle rendite catastali che tutti hanno sottovalutato, ma sono un elemento devastante, perché la rivalutazione anche del 10% della rendita catastale di qualsiasi immobile vuol dire una nuova base imponibile per calcolare l'ICI e quindi pagare diciamo, l'ICI in termini maggiori, e anche l'IRPEF, perché il gettito IRPEF diventerà così importante, per cui patrimoniale, adeguamento delle rendite e ICI sicuramente sono un balzello che andrà a toccare principalmente le nostre famiglie del Nord e che hanno già ovviamente pagato oltremodo, e non si fa nessun riferimento alla prosecuzione del federalismo fiscale e quindi alla responsabilizzazione dell'ente locale, soprattutto quello al Sud, che ancora una volta grazie a questo governo la passerà liscia. Su questo noi non vorremmo e non vogliamo sicuramente fare sconti a questo governo. Se poi ci saranno dei provvedimenti utili al Paese, al sistema Paese, perché possa andare avanti al passo con l'Europa, la Lega, come ha detto il segretario federale, darà il suo apporto all'esecutivo. Parliamo di politica locale. Si è parlato di sanità e di decentrare in un ospedale unico. Qual è la sua opinione riguardo a questo? Sì, la posizione è quella della Regione Veneto, è quella del piano sociosanitario presentato da poco, è quella dell'assessore Coletto e l'assessore Sernagiotto nella razionalizzazione della spesa sanitaria. Dobbiamo ricordare ai nostri cittadini che la sanità in Veneto è comunque un'eccellenza, per cui abbiamo delle eccellenze sicuramente su tutto il territorio, ma vogliamo migliorarci. Per migliorarci dobbiamo sicuramente razionalizzare la spesa, ossia racchiudere appunto gli sprechi e le inefficienze che oggi vengono raccolte con tanti presidi ospedalieri, e quindi l'ospedale unico nel medio periodo 8-10 anni potrebbe essere la soluzione ideale per tutte quelle patologie importanti che oggi vedono i cittadini fuggire dalla nostra ASL per appunto ASL vicine o province vicine, se non per il Friuli, che gioca anche una sorta di concorrenza sleale, dobbiamo dire. E ricordiamo ai cittadini che oltre 60 milioni di euro vengono pagati alle ASL proprio per le fughe di ammalati. Con l'ospedale unico potremo avere quindi tecnologia, reparti all'avanguardia e sicuramente professionisti che sarebbero molto più incentivati nel rimanere con strutture all'avanguardia efficienti e con strutture, diciamo, tecnologie avanzate, e non come succede oggi, che purtroppo dopo un periodo di stage presso i nostri presidi ospedalieri se ne vanno verso appunto impianti e strutture sicuramente più all'avanguardia come Verona, Padova, Bologna, tanto per citarne qualcuno. Per cui credo che l'ospedale unico sarebbe la soluzione dal punto di vista strutturale e professionale, veramente la soluzione ideale per i nostri pazienti, per un cittadino veneto che paga e quindi ha diritto di avere un servizio adeguato. Ringraziamo l'onorevole Gianluca Forcolin per il suo intervento e noi ci rivediamo per un altro servizio. Grazie.